Oggi io ho fatto un atto del Presidente condiviso con l'ente di governo e con tutti gli altri enti affinché si potesse ripristinare per i residenti e i pendolari la bigliettazione, il ticket di viaggio che prima del ticket olimpico veniva applicato e quindi la fascia chilometrica. Dopo il caso del bambino che non aveva il biglietto necessario e le polemiche che ne sono scaturite, sono quindi cambiate nuovamente le tariffe sulle corriere della linea 30. Questa linea è stata potenziata con dei pullman ogni mezz'ora. Un potenziamento ha dei costi e dei costi in parte sono stati inseriti in tariffazione. In proposito è stato annunciato da Assoutenti un esposto avente come oggetto proprio gli aumenti dei biglietti in vista delle Olimpiadi invernali, destinatari le autorità di regolarizzazione dei trasporti e l'antitrust. La vicenda ha portato anche a un altro esposto presentato in procura dal Codacons, che chiede di indagare anche su responsabilità delle aziende di trasporto e sull'operato degli enti locali. Intanto sono arrivate le scuse di Salvatore Russotto, 61 anni, l'autista reo di non aver fatto salire un bimbo di 11 anni sulla corriera che guidava e per questo sospeso dalle aziende di trasporto. Ne hanno scritto e parlato veramente, forse anche troppo, di una vicenda che però va condannata sotto tutti i punti di vista. Oggi ho letto anche le scuse dell'autista, penso che sia quello che è accaduto è qualcosa di increscioso che non dovrà mai più verificarsi, perché non possiamo permettere a un bambino così piccolo di essere lasciato da solo, al di là anche di farlo scendere dall'autobus, non è neanche concepibile questo, al di là poi dei 6 chilometri che si è fatto a piedi sotto la neve. Quindi questa è una condanna che ovviamente tutti hanno fatto e io non posso che condividerla.